Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darus Salam e Baitus Salat, presentati contro due ordinanze del comune di Monfalcone. Lo annuncia il legale rappresentante dei ricorrenti, Vincenzo Latorraca. I centri si erano rivolti alla giustizia amministrativa contro due provvedimenti emanati dalla sindaca Anna Maria Cisint, relativi a due diversi immobili utilizzati dai centri culturali per la preghiera, ma aventi invece diverse destinazioni d'uso che il comune ordinava di ripristinare. Secondo il TAR, il comune non ha adeguatamente dimostrato che il mutamento d'uso costituisca variazione essenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si è erroneamente ritenuto che il mutamento della destinazione d'uso non fosse consentito per la zona dagli strumenti urbanistici comunali. Non si è adeguatamente dimostrato che il mutamento di destinazione d'uso comportasse modifiche degli standard. Per il TAR, si legge in una delle due sentenze, l'interpretazione comunale non solo non si fonda su alcuna esplicita previsione delle norme di piano, ma è con esse in contrasto nella misura in cui nelle zone residenziali sono espressamente ammessi i servizi e le attrezzature collettive. Non solo, una interpretazione siffatta che consentisse con carattere assoluto la creazione di spazi destinati al culto esclusivamente in determinate zone predeterminate dalla pianificazione, vietandolo in altre, potrebbe non risultare compatibile col quadro costituzionale. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha subito fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato. Le sentenze si rispettano, però si possono non condividere, si possono commentare. Credo che questa sia una sentenza sbagliata. L'impatto urbanistico che genera la presenza di così tanti musulmani all'interno di locali che non sono destinati a luoghi di culto è davvero evidente a tutti quelli che abitano e anche negli atti che ho potuto verificare. E tant'è vero che proprio per questa ragione noi abbiamo ovviamente già deciso che nei prossimi giorni provvederemo all'impugnazione di questa sentenza. Del resto non è la prima volta che perdiamo al TAR e vinciamo dopo davanti al giudice amministrativo definitivo. Provvederemo proprio ad impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato. Strano che il TAR abbia deciso in questo senso. Proprio l'altro giorno è uscita sullo stesso tema, stessa questione urbanistica di utilizzo di immobili commerciali, una sentenza di segno diametralmente opposto a Venezia. Ecco, questo fa pensare che talvolta i giudici prendano degli abbagli. In questo caso noi riteniamo che sia così e ci dispiace molto.